Allora, bisogna votare per il ballottaggio a Milano. Dobbiamo scegliere il sindaco tra Letizia Moratti e Pisapia. Guarda, sto proprio leggendo il programma di Pisapia sul giornale. Guarda. Lo sto leggendo anch'io. Sì, ma senti cosa dice. Riteniamo ad esempio che la realizzazione di un grande centro di cultura islamica che comprenda, oltre la moschea, spazi di incontro e aggregazioni possa essere non solo l'esercizio di un diritto, ma anche una grande opportunità culturale per Milano. Quindi Milano non sarà più famosa per la Madonnina, ma per le moschee. Pisapia sarà proprio il sindaco degli stranieri. Certo, guarda, dice anche, per coinvolgere gli stranieri nelle decisioni politiche della città è fondamentale riconoscere il diritto di voto per i referendum e le altre consultazioni comunali. Tale diritto può essere introdotto con una semplice modifica dello statuto. La nuova amministrazione assume l'impegno politico di insistere verso il Parlamento perché venga cambiata la legge sulla cittadinanza, ma intanto sia più rapidamente approvata la legge che riconosce il diritto di voto amministrativo, zone, comuni, province. Finirà che ce li ritroviamo anche a guidare i tram. Figurati, per lui è inconcepibile che i tram di Milano li guidino i milanesi. Guarda cosa scrive, modifica della legge che vieta la partecipazione ai concorsi pubblici ai cittadini stranieri, introducendo invece il requisito di residenza permesso di soggiorno. Per forza, perché lui pensa a una società multietnica, come in via Padova, dove si accoltellano. E i milanesi non possono uscire la sera. Invece guarda cosa dice lui di via Padova, laboratorio di via Padova scrive, dove si è creato un vero e proprio laboratorio sociale, per le sue caratteristiche uniche, lunghezza, multietnicità, rete commerciale, centri di iniziativa culturale, tessuto popolare storico, chiese, oratori, cooperative e tante associazioni. Ma che film ha visto questo qua? E quali altre belle proposte fa il Pisapia? Guarda, c'è l'imbarazzo della scelta, guarda questa, il comune creerà una rete di sportelli chiamate nuove cittadinanze che offriranno ai nuovi cittadini informazione e assistenza. Questo qui ci mette solo gli stranieri, i nostri anziani non sono neanche contemplati. Tac, ma non si sarà mica dimenticato dei suoi amici rom. Figurati, per quelli lì ha delle belle soluzioni, guarda qua, è possibile affrontare il problema della casa guardando per esempio alle esperienze di autocostruzione. Perfetto, legalizza le case abusive dei nomadi, ma la sicurezza che fine farà? Ah no, guarda, per lui l'insicurezza è solo percepita. È tutta colpa di quelle che le definisce lui, guarda qua, le politiche securitarie della giunta. Non a caso per Pisapia vanno ridefiniti i compiti della polizia locale, sgravandola da tutti i compiti di pubblica sicurezza che le sono stati attribuiti in questi ultimi anni. Beh, mi sembra chiaro che Milano ha in mente questo Pisapia. Andiamo, va. Fai come noi, prima di votare, informati bene, vota consapevolmente.